È la partita dell'anno per il calcio Padova femminile che per la penultima giornata del girone d'andata in Serie B fa visita alla capolista Vittorio Veneto. Una vittoria lancerebbe il Padova solo un punto dalla vetta. Le biancoscudate ci vogliono provare, però non partono bene. Dopo 4 minuti c'è questo calcio di punizione, interviene Zanon che con il destro segna l'1-1. Ancora una partenza ad handicap per il Padova che subisce gol da palla inattiva, non può far nulla Donà. 1-0 firmato da Zanon, ma il Padova riesce a reagire subito. 16° minuto, c'è questo schema da calcio d'angolo. Claudia Ferrato fa da sponda per Marianna Fabruccio che indovina l'angolo con un grandissimo gol al volo di sinistro. Rivediamo il tiro di Marianna Fabruccio che non lascia spazio al portiere, e dopo poco più di un quarto d'ora è già 1-1 sul campo del Vittorio Veneto. Il Padova ci crede ancora sull'asse Ferrato-Fabruccio. Il tiro di quest'ultima termina a lato di poco, poi il Vittorio Veneto si fa vivo con questa azione un po' confusa che porta però al tiro di Manzon parato in 2 tempi da Martina Donà. Padova in contropiede con Fabruccio, si fa vedere Ferrato che viene servita così sul filo del fuorigioco, il suo sinistro sibila il palo alla sinistra del portiere. 35° minuto, ancora un'azione da pallina ferma, ancora un gol del Vittorio Veneto. Questa volta è Piaia ad anticipare tutti sul primo palo di testa, a mettere in rete il 2-1 per la capolista, e nel secondo tempo è subito pericolosissimo ancora il Vittorio Veneto. Brava qua Martina Donà in uscita. 4° minuto però, Valentina Dal Pozzolo, il grande ex, stende così Claudia Ferrato, è calcio di rigore per il Padova. Emozioni a non finire in questa partita, rigore netto, ammonita anche l'ex capitano del Padova. A dischetto si presenta Chiara Sarain che però calcia alto con il sinistro. Sarain che era entrata proprio all'inizio del secondo tempo, e così si fa vivo ancora il Vittorio Veneto con Mella. Bella questa azione, chiusa però da Mazzuccato. Ancora Mella, un sombrero, poi il cross con il sinistro, ancora Piai con il sinistro, fulmina così Donà e trova il 3-1. Disattenta qua la difesa biancoscudata. 3-1 per il Vittorio Veneto al 22° del secondo tempo, ma passano appena 7 minuti e il Padova ritorna subito in partita, ancora con Marianna Fabruccio che è bravissima a sfruttare questa incertezza difensiva delle trevigiane, a colpire con il sinistro. 3-2, partita apertissima, il Padova ci crede, vuole il pareggio, anche se al 31° minuto rimane in 10. Guardate, D'Antonio e Mella si allacciano così a centrocampo, l'arbitro però punisce soltanto il centrocampista biancoscudato. Tra lo stupore generale rivediamo le due che restano attaccate, praticamente si danno qualche colpo proibito, però paga soltanto Rossella D'Antonio. Padova che resta in 10 ma nonostante tutto continua, c'è il forcing finale biancoscudato a 3 minuti dal 90°. Claudia Ferrato, questa occasionissima, si scontra con il portiere, l'arbitro giudica questo intervento da rigore. Anche qua molti dubbi in casa del Vittorio Veneto. Rivediamo, l'arbitro fischia il calcio di rigore per questo intervento del portiere Reginato su Ferrato. Dal dischetto questa volta si presenta la stessa Claudia Ferrato che spiazza il portiere ma colpisce il palo, incredibile, 2 rigori sbagliati nella stessa partita per il Padova che così si deve arrendere, perde 3-2 in casa della capolista Vittorio Veneto. Le biancoscudate escono comunque a testa alta, restano al 3° posto in classifica, provano a rifarsi la settimana prossima contro il Gordice.